ringrazio ciascuno di voi presenti qua oggi per avermi regalato l'opportunità di celebrare insieme la Giornata Mondiale del Braille in coincidenza con la Giornata Mondiale della Difesa dell'Identità Linguistica promossa dall'UNESCO. Ed è molto bello che oggi questo progetto ideato e sostenuto dall'Unione Italiana Ciechi di Nuoro sulla possibilità di esalettura di numerosi testi dia un'opportunità sempre maggiore e consenta a tutti gli ipovedenti, i non vedenti, di accedere al patrimonio culturale scritto dell'umanità in maniera così diretta. Lo facciamo oggi in particolare con un'iniziativa meritoria che è quella della lettura di 2 novelle di Grazia Deledda, alla quale siamo tutti affezionati nella condivisione non solo territoriale, è una nostra sorella sarda che ha ricevuto ed è stata insignita di un riconoscimento importante come il premio Nobel, ma soprattutto ha saputo raccontare nelle sue novelle i sentimenti più autentici, ha saputo indagare nel profondo il modo di essere e di sentire di noi sardi, e specialmente di noi sardi in un tempo, in un luogo che rappresenta un baluardo dell'identità nazionale sarda. Felice che si possa immaginare. Dopo un'ora di chiacchiere accanto al focolare, sulle cui braccia Saveri aveva posto a bollire il caffè. L'obiettivo fondamentale che ci ha dato la Regione è quello di promuovere l'opera di Grazia Deledda, l'unica donna italiana ad aver ricevuto il Nobel per la letteratura e la prima donna italiana ad aver ricevuto un premio Nobel. Il progetto però nella sua struttura ha anche diversi altri obiettivi. Innanzitutto vuole dimostrare che se un cieco padroneggia il sistema di lettura e scrittura Braille non ha difficoltà ed è perfettamente in grado di gestire le informazioni culturali esattamente come una persona vedente. E noi non dobbiamo né cantare né mangiare carne. Oh, buonanotte Mattia Portolu, siediti lì e dimmi. Poi venne un giovane cieco che palpava e sfiorava i muri con un sottile bastone di oleandro. E la dimostrazione di ciò voi l'avrete stasera, perché durante questa manifestazione assisterete alla lettura di 2 novelle di Grazia Deledda tratte dalla raccolta I giochi della vita. Non c'è guerriera. I protagonisti di queste letture saranno un lettore cieco, che quindi leggerà la sua novella da un libro in Braille. Cosa conosci tu, pidocchioso, occhi di gatto forestiere cornuto? Se osi chiamarmi ancora Babbo Cosma ti bastono, come è vero San Francesco. E un lettore vedente che invece leggerà la sua novella da un libro che noi diciamo in nero, con i normali caratteri di stampa. Rispose il vecchio. Se ciò fosse, disse il contadino, io dovrei scacciare quel giovane come si scacciano le vespe. Da bene, Maria Francisca. Entrambi, utilizzando il proprio strumento d'accesso alla cultura, renderanno la lettura in maniera pressoché identica. Le gregge merigiano all'ombra delle rocce sulle quali sorgono elci selvaggi che fremono al vento. In fondo al bosco sodono ininterrotti colpi di scure. Anche quest'anno l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Nuoro, con il fondamentale contributo della Regione Autonoma della Sardegna, porta avanti il progetto Grazia Deledda in esalettura. Un'opera della grande scrittrice, I giochi della vita, verrà resa disponibile in 6 formati diversi, in nero, in braille, in ebook,
nel formato utilizzabile dai programmi di sintesi vocale o per la barra Braille, in audio e in video con la traduzione in LIS, lingua italiana dei segni. Tutti i formati saranno disponibili sul sito esalettura.com, dal quale potranno essere scaricati e si potrà usufruire dei video e degli audio. Da lunghi anni nessun fatto interessante turbava la pace dello stazzo di Larentuverre. La neve non può tardare, annunziò la giovine serva. Suonarono La piccola signora V. Una fila di carri che sembravano capanne ambulanti. La mattina del sabato santo, Apollonia Fara, Gugliò e sua moglie scendevano per via nazionale. Qualche anno fa abitavano ancora in un convento. Basile, ti deruberanno. No, Babbo Ara, non mi deruberanno. Era d'ottobre. Appoggiato, o meglio arrampicato. Francesco lavorava sotto il portico, quando Speranza, soprannominata Disperazione, Il vento scuote i fucili e le leppas del vecchio pastore. Un'antica leggenda sarda afferma che il corpo degli uomini nati nella vigilia di Natale. Intanto buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo evento. Quasi con dispetto al vento, i petali bianchi come falde di neve. Sulla tabacchiera di corno. Ma qualcuno viene ad interrompere la tragica solitudine del vecchio pastore. Abbiamo portato il progetto in tanti paesi della Sardegna, in molte città d'Italia e in alcune capitali dell'Europa, a cominciare da Stoccolma, patria del premio Nobel assegnato a Grazia Deledda nel 1926. Ai quali gli anni non hanno potuto strappare i denti da lupo. E recitò quei versi famosi: quando l'uomo è vecchio non è buono. Abbiamo letto le novelle in luoghi di grande suggestione, nelle ambasciate, in alcune chiese di eccezionale importanza, in sale di enorme fama e nelle scuole, primarie e secondarie, con pubblici sempre diversi, autorità, stranieri e amanti dell'italiano, alunni e studenti che hanno ascoltato le novelle di Grazia Deledda incuriositi. Le campane suonavano lentamente e un levante riscaldeva il suono metallico per la sera tiepida ed umida. Giusto in questa notte di gioia e di vita, ma già che lo desiderate, vi dico, non mi importa proprio niente che il nostro corpo resti intatto o si dissolva. Zio Salvatore, il nostro vecchio fattore, cominciò: figlioli miei, io non sono stato sempre agricoltore. Ero nato per diventare qualcosa di grande, prete almeno. La fissai bene e pensai: a che vuol concludere? Anch'io mi guardai attorno, ricordandomi la sua minaccia e dubitando che il fratello fosse là dietro il muro. Invece, mi rispose lei con melanconia, non solo non se ne innamorò, ma poco di poi partì per Cagliari e sposò un'altra ragazza. Figuriamoci, esclamai dando in una gran risata. Sfido io, quello che ti consegnai era semplice olio, che di santità non conosceva neppure il nome. Devi fare una domanda, scusa. La Regione poi vuole e ci ha invitato a farlo, che durante queste manifestazioni venga regalato un libro a tutti quanti quelli che partecipano. Sono stati distribuiti complessivamente più di 10.000 libri, un piccolo passo verso uno degli obiettivi del progetto, nato con la visione
di poter vedere in ogni casa un libro della Deledda. Abbiamo compreso che il primo passo da fare per poter lavorare per l'inclusione e l'integrazione è considerare l'ambiente che ci circonda e mettere insieme quanti hanno desiderio di raggiungere lo stesso obiettivo. La grande collaborazione che si è realizzata con la sezione di Nuoro dell'ENS, Ente Nazionale Sordi, ha fatto sì che ciechi e sordi, la cui comunicazione è particolarmente complessa, trovassero momenti per ragionare e lavorare congiuntamente. L'abbiamo accolto con gioia e siamo grandi fan della Sardegna, di Grazia Deledda, e è un evento inclusivo, accessibile, meraviglioso e aperto a tutti, veramente a tutti, un evento democratico per tutti e quindi siamo molto contenti di avervi qui. Quella che è stata definita la carovana dell'esalitura andrà ancora avanti. La Regione Autonoma della Sardegna, soddisfatta e convinta della bontà del progetto, ha deciso di continuare nel proprio impegno per altri 3 anni, consentendoci la pubblicazione del 4º libro e la possibilità di proseguire con tanti altri eventi.